Novità per il Tempio Ossario, il comune di Bassano farà da stazione appaltante per i lavori di ristrutturazione. Individuati grazie alle telecamere e a un nostro servizio i sedicenni responsabili di schiamazzi e aggressioni verbali. Musica amplificata all'esterno del locale oltre l'orario consentito. La polizia locale multa 2 esercenti. 2 settimane fa aveva rapinato un'anziana a Pieve del Grappa, arrestato e incarcerato 33enne marocchino. Inaugurata la nuova sede unica dell'Istituto Agrario Parolini, investimento da 7,5 milioni di euro. Passaggio pedonale pericoloso in Viale De Gasperi, spariti i pulsanti di chiamata del semaforo. Si era ripreso col cellulare della sua vittima, il padre di Michael Boschetto scopre il filmato un anno dopo il delitto. Campodarsego, sono un poliziotto, denunciato dai carabinieri un 18enne svizzero che mostra una pistola al barista. Domani la prima giornata in rosa, 3 gare femminili di ciclismo nella cornice di Villa Cappello a Cartigliano. TG Bassano, buona serata, ben trovati a questa nuova edizione che apriamo con un'importante novità che riguarda il Tempio Ossario. Ne abbiamo parlato spesso in passato e anche nei giorni recenti. La novità riguarda un ruolo importante del comune di Bassano. Il sacrario dell'Aiten ad Asiago è stato riaperto al pubblico dopo un primo intervento da 150.000 euro e ora aspetta un maxi restauro che costerà almeno 7 milioni di euro. E il Tempio Ossario? Per il sacrario di Bassano del Grappa si parla da anni di interventi e di stanziamenti, ma finora gli unici finanziamenti sono quelli che hanno sorvolato la città del Ponte per atterrare direttamente in altopiano. Però qualcosa si muove finalmente e a confermarlo è il sindaco Nicola Finco. Negli ultimi mesi abbiamo preso contatti con il Ministero, abbiamo trovato anche una buona collaborazione e penso a breve firmeremo un protocollo d'intesa dove Bassano farà da stazione appaltante per tutta una serie di primi lavori da fare al Tempio Ossario, in particolar modo rimuovere le barriere che attualmente ci sono, riqualificare l'ingresso del Tempio Ossario, ma renderlo anche fruibile ai tanti cittadini in maniera diversa rispetto a quella che vediamo attualmente. Il percorso non sarà né semplice né breve, ma almeno è un primo passo che conferma che l'attenzione per il monumento c'è. C'è l'impegno sia da parte del Ministero ma anche da parte dell'amministrazione di andare avanti. Con questo non è che nel giro di poco tempo avremmo il Tempio Ossario rimesso a nuovo, però il Ministero ha dimostrato la volontà un po' alla volta di mettere quelle risorse necessarie e iniziare soprattutto un piano di riqualificazione del sito. I bassanesi e chi frequenta la città il Tempio Ossario lo conoscono bene, transennato, parzialmente chiuso da tempo, poco visitabile. Allora vi chiediamo, il Tempio dimenticato, che cosa fare? Potete proporci delle idee, suggerire delle proposte, WhatsApp 340 321 8379 oppure via mail bassano@medianordest.it. La cronaca ci fa restare a Bassano. Sono stati infatti individuati i presunti responsabili delle aggressioni verbali di cui avevamo dato conto in un servizio del nostro TG nei giorni scorsi. Intorno alle 22, località Ponte degli Alpini, ho incontrato questi 3-4 ragazzi giovani di nazionalità non italiana che hanno cominciato un po' a schiamazzare, a provocare, bestemmiare in mezzo alla strada, diciamo, con gente e bambini, insomma, che passavano. Era questa la testimonianza trasmessa dal nostro telegiornale di quanto avvenuto lunedì sera in pieno centro a Bassano. La persona che ha raccontato il fatto è stata messa in contatto con la polizia locale e il cerchio in breve si è stretto. Innanzitutto ringrazio il cittadino e ringrazio questa emittente che ha veicolato il messaggio. Siamo riusciti in base alle telecamere a identificarli e li abbiamo anche avvicinati. È un gruppetto che conosciamo che già da tempo stiamo attenzionando. Li abbiamo non solo redarguiti perché sono minori, 16 anni, sono cittadini italiani di seconda generazione
e gli abbiamo anche anticipato che coinvolgeremo i loro genitori per cercare di sensibilizzare il profilo educativo. Ecco. Oltre ai comportamenti che vanno corretti e redarguiti, si pone il problema di alcuni luoghi di ritrovo e attrazione, dei punti vendita di cibo e bevande non direttamente presidiati, uno in via Marinali, l'altro nei pressi del Ponte Vecchio, lì dove è avvenuta l'aggressione verbale. Noi cercheremo di valutare il più possibile come obiettivi sensibili queste due realtà e poi valuteremo in sede di giunta se vale la pena rivedere un attimo queste situazioni. Una delle ipotesi in campo riguarda gli orari di apertura. Ma Bassano è una città in cui ci si sente sicuri, specialmente la sera? Lo abbiamo chiesto ad alcuni cittadini. Io abito qua vicino, abito a San Vito, e mi è capitato anche di venire la sera in bicicletta o a piedi e tornare a casa. Io sì, è una città dove mi sento sicura. Comunque poi ci sono state anche serate che magari facevo un po' più tardi, ma non mi è mai capitato di non sentirmi sicura. Rispetto ad altre città, pulita, in ordine, non ci sono situazioni... No, a me, a parte che io sono di Bassano, però... Era tanto che non venivo a passeggio di sera, però mi è piaciuta, cioè non ho trovato criticità. Non si è sentita in pericolo? No, assolutamente no. È una città sicura Bassano? Nel senso, voi venite senza problemi anche alla sera a fare una passeggiata? Sì, senza problemi, sì. A noi non c'è successo niente, neanche i nostri conoscenti vicini, perciò... Bassano è una città sicura? Non vivo a Bassano. Credo di sì, sì. Chiaro che la sicurezza magari non è mai abbastanza in determinati contesti, ecco. Se lei dovesse venire a farsi una camminata di sera, lo farebbe di sera, tarda serata, lo farebbe senza problemi? Sì, dai, penso di sì, insomma, in linea di massima sì, mi sento sicura. No. Perché? Soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti ci sono stati degli scippi, chiamiamoli così, nei negozi. E si tratta anche della vita esterna, insomma, soprattutto la sera sicuramente non è il massimo. Voi non girate tranquille in città la sera? Assolutamente no. Direi di no. No. Sicuramente dovrebbero aumentare i controlli. Lei avrebbe paura di girare da sola? No, qua no. In città più grosse sì, ma qua ancora no, dai, speriamo siano stati episodi sporadici. Bassano sì, secondo me sì. Sì, di sera sì. Non avete nessun problema? Mai successo nulla? No, guardi, lei abita qua in centro, tra l'altro. Sì, abito qui, no, non è mai successo nulla. Intanto ieri sera 2 locali sono stati sanzionati per aver violato le regole relative alla musica. L'estate non è ancora iniziata, ma la linea di fermezza sul rispetto dei regolamenti è tracciata. A Bassano i controlli della polizia locale sui locali pubblici hanno verificato il disturbo della quiete pubblica. Le serate all'aperto sui plateatici all'esterno dei bar sono sicuramente un'attrazione per gli avventori presenti e quelli di passaggio, ma se i decibel superano la soglia di tolleranza e soprattutto quella consentita dai regolamenti cittadini, la sanzione è inevitabile. È successo proprio all'inizio del lungo weekend che culminerà con la festa della Repubblica. La musica proposta da 2 locali del centro non è passata inosservata agli agenti di pattuglia. In un caso erano le 23:30, nell'altro si era andati oltre la mezzanotte, quando il termine ultimo per la diffusione all'esterno è fissato alle 23. Nell'ottica di aumentare la vivibilità per i residenti e garantire al tempo stesso le attività economiche, il Comune conferma l'imminente sottoscrizione del patto civico, che sarà una vera e propria alleanza per rendere l'area urbana ancora più attrattiva e in qualche modo vaccinata contro i disturbatori. Ancora cronaca, a 2 settimane dal fatto è stato arrestato il responsabile di una rapina ai danni di un'anziana a Pieve del Grappa. Lo scorso 14 maggio un 83enne di Pieve del Grappa era stata rapinata mentre si trovava in centro paese, a poca distanza da casa, in pieno giorno, da un individuo che era scappato subito dopo il colpo. Da allora, dopo la denuncia della vittima, i carabinieri hanno avviato una serie di indagini, raccogliendo elementi e testimonianze per risalire all'autore del crimine. In un paio di settimane sono riusciti a identificare un 33enne residente anche lui nel Trevigiano, a Cavaso del Tomba. L'uomo, con precedenti specifici, è stato rintracciato e arrestato nella sua abitazione in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP. Per lui si sono spalancate le porte della casa circondariale di Treviso. Giornata importante oggi per l'inaugurazione della nuova sede dell'Istituto Agrario Parolini. È
consegnato ufficialmente ai ragazzi, alle ragazze, al corpo docente, al personale scolastico e all'intera comunità il nuovo edificio che ospiterà l'Istituto Agrario Parolini, a cavallo tra i comuni di Bassano e Pova del Grappa. Una struttura che, assieme al corpo storico della scuola, darà vita a una cittadella degli studi che accoglierà oltre 1 migliaio di persone. Un importo importante, 7,5 milioni di euro da fondi PNRR, cui la provincia ha dato il suo contributo. Poter realizzare delle opere è per me l'orgoglio più grande, farlo poi in rappresentanza di tanti consiglieri provinciali, sindaci che erano qui o comunque di tanti cittadini del Bassanese che vedono quest'opera a cavallo fra il Grappa e il Brenta, quale più simbolico di questo nel Bassanese, essere soddisfazione per tutti, e questo è sicuramente l'elemento più importante che invita e spinge sicuramente con nuovo entusiasmo verso nuove opere. Più di 700 ragazzi cresceranno e si formeranno all'interno di questo istituto, un istituto prestigioso sia per la qualità della formazione ma anche per il contesto naturale in cui si trova. Quindi ecco, un investimento per le future generazioni, perché ricordiamoci che questi ragazzi saranno i futuri custodi del nostro territorio. Certo, con l'aumento di presenze cambierà anche tutta la gestione del trasporto scolastico e della viabilità. Cambia sicuramente la viabilità, cambieranno i punti di accesso degli autobus per i ragazzi, è un bel cambiamento ma sicuramente in positivo. Tanta la soddisfazione del dirigente scolastico. Questa scuola significa un nuovo punto di partenza, una nuova anima per tutto il territorio, significa che i ragazzi hanno a disposizione il loro futuro in mano. Quali sono i programmi, le novità che avete in mente per il prossimo futuro? Allora, novità sono tantissime. Con la gestione della rete del tutto il Triveneto ci saranno una guida a motore Parolini, e questo è importantissimo per 3 regioni, e tra le novità ci sarà innovazione, ci sarà anche un'agricoltura di un altro genere, speriamo, ci vuole tempo, e quindi i ragazzi saranno coprotagonisti di una ristrutturazione aziendale fondamentale in cui gli sarà consegnata in mano. Ancora a Bassano, Viale De Gasperi, c'è un semaforo pedonale che però nessuno può attivare, vediamo perché. La vita dei pedoni non è facile, assieme ai ciclisti sono gli utenti deboli della strada. Se poi si trovano a dover attraversare un'arteria a 4 corsie non in piena sicurezza, le cose si complicano. In Viale De Gasperi, all'altezza della rotatoria che la collega con via Colombo e via La Torre, c'è un passaggio pedonale che unisce 2 tratti di via Travettore. Da qualche tempo il semaforo è stabilmente giallo lampeggiante. Avere il verde non è possibile perché mancano i pulsanti di chiamata. Su entrambi i lati l'apparecchiatura è stata rimossa, non si sa se per atto vandalico o per motivi tecnici. Resta un QR code che dà accesso al manuale di installazione dell'intero impianto, pensato, vista la lunghezza dell'attraversamento, anche per le persone non vedenti. Gli avvisatori acustici ci sono, così come a terra sono presenti i percorsi tattili. Ma passare da una parte all'altra è davvero un'azione a rischio anche per chi ci vede. La rotonda è a circa 80 metri. Chi si mette verso nord in Viale De Gasperi tende ad accelerare e anche a sorpassare, senza badare troppo alla presenza pur visibile di un pedone che vuole attraversare. A metà del guado bisogna badare a quelli che vanno verso sud e arrivano a velocità molto sostenuta, anche loro incuranti della presenza di chi è a piedi nel risicato spazio tra le 2 carreggiate. Fare il percorso inverso richiede un'attenzione ancora maggiore, essendo il primo tratto di Viale De Gasperi in leggera curva. La velocità delle auto e la minore visibilità per chi va verso il centro crea ancora più pericoli, dato che anche il giallo lampeggiante viene totalmente ignorato. Da un semaforo poco funzionante a uno quasi del tutto nascosto, quartiere Firenze, ne abbiamo parlato ieri, ma ci sono novità. Che quella siepe del parco Tarcisio Frigo fosse da sistemare se ne erano accorti i tanti passanti a piedi o in macchina in transito su via Cadolfin all'altezza del semaforo che incrocia via Toscana. Il Comune, per bocca dell'assessore Andrea Viero, annuncia un intervento imminente. Si ringrazia per la segnalazione, è un caso noto, infatti è stata pianificata tra mercoledì e giovedì proprio la manutenzione della siepe, il taglio della siepe verso il marciapiede e anche viene liberato il semaforo che in questo momento è ricoperto dalla siepe. Resta aperto il tema delle convenzioni tra amministrazione comunale e volontari dei quartieri cittadini, specie in merito alla manutenzione del verde pubblico. Ci sono tanti quartieri che hanno ancora volontari che sono disponibili a fare la manutenzione dei parchi, a tagliare l'erba. Diventa sempre più difficile trovare volontari, a volte la normativa non lascia tanti margini di manovra rispetto appunto al rapporto con i volontari stessi, e quindi diventa a volte difficile e soprattutto passa tutto in carico al Comune. Ci sono ancora tanti quartieri comunque
che ci danno una mano a tenere puliti i nostri parchi. Nel caso specifico del parco di Quartiere Firenze, il pattume sparso che abbiamo documentato è indice di comportamenti poco civili. Il 99% dei cittadini bassanesi rispettano queste regole, c'è qualche incivile che ancora fa queste cose. 8 e 9 giugno siamo chiamati a votare per 5 referendum abrogativi. Vediamo su quali temi. L'8 e il 9 giugno prossimi i cittadini e le cittadine saranno chiamati alle urne per esprimersi sui 5 referendum abrogativi, 4 dedicati al lavoro, 1 alla cittadinanza. Ma vediamo come sono state divise le schede. La scheda verde riguarda i licenziamenti ingiusti relativamente all'articolo del Job Act del 2015 che ha limitato il diritto al reintegro per lavoratori licenziati senza giusta causa. Oggi infatti il licenziamento illegittimo comporta solo un'indennità economica. Con il primo quesito referendario si chiede di ristabilire la possibilità di reintegro al proprio posto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato. La scheda arancione interessa la tutela per le imprese fino a 15 dipendenti. Si mira ad annullare il tetto massimo di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo, restituendo ai giudici piena discrezionalità nel decidere l'indennità nell'ottica del principio di equità tra i lavoratori. Sarà la volta della scheda grigia, contratti a termine. Il terzo quesito ha lo scopo di limitare l'utilizzo di contratti a termine senza indicare la causale specifica, riportando il principio della necessità di una motivazione per la stipula di un contratto a tempo determinato. Quarto quesito, scheda rosso rubino, sicurezza negli appalti. L'obiettivo è di reintrodurre la responsabilità in solido, rendendo i committenti corresponsabili nel caso si verifichi il mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte degli appaltatori. Questo nel caso di infortunio nel luogo di lavoro dato in appalto o subappalto. Infine la scheda gialla inerente all'ottenimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri no UE. Se oggi la normativa richiede un periodo minimo di residenza legale continuativa di 10 anni, con il referendum si chiede di ridurlo a 5, un tema particolarmente sentito soprattutto dai giovani cresciuti in Italia senza piena cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 dalle 7 alle 15. Gli elettori dovranno portare con sé la tessera elettorale e un documento di identità valido. Se non ne fossero in possesso, possono richiederlo direttamente nel comune di residenza. Qual è la tua idea di casa? Lo raccontano in una mostra i bambini e le bambine della scuola primaria di Sant'Eusebio. La casa, un rifugio, il nostro posto del cuore. È così che dovrebbe essere per ogni persona. È così che la vedono i bambini e le bambine della primaria di Sant'Eusebio, che assieme alle loro maestre hanno avviato un percorso, durato un anno scolastico, alla scoperta del significato della parola casa nel suo senso più completo e profondo. Lavori realizzati con passione che raccontano come un edificio possa riuscire a occupare un ruolo nell'animo di ognuno e ognuna di noi. Un tema trasversale che abbiamo sviluppato in vari modi durante l'anno. Siamo partiti dal vicino, quindi la nostra casa, le case del quartiere, per poi spaziare nelle case della storia, nelle case dell'arte, le case creative come piacciono a noi e le case nella letteratura. I bambini sono stati entusiasti di fare questo lavoro e addirittura molti lavori sono nati proprio dalla loro creatività senza che noi insegnanti in qualche modo guidassimo, ma in maniera spontanea poi hanno cominciato a costruire case, capanne. Tanto impegno, tanta soddisfazione e tanto divertimento per costruire tutte queste case. In fondo, oltre i muri, la casa è affetto, amicizia, pace, condivisione, felicità, gioia, musica, risate, perché è proprio così che la vedono loro. È una struttura che ci puoi abitare, è tipo un amico per te. Per me una casa è stare insieme alla mia famiglia e con le persone che mi vogliono bene, ed è anche una struttura. Per me è una struttura per il nostro rifugio e per stare insieme. Per me è un'amica, una compagna che ti porta in tutte le avventure. Domani il Giro d'Italia di ciclismo festeggia a Roma la vittoria di Simon Yates, oggi protagonista di una grandissima tappa al Sestriere, ma anche a Cartigliano c'è una bella giornata di ciclismo al femminile. Sarà Villa Morosini Cappello lo scenario della prima giornata in rosa, con arrivo e partenza sul viale che attraversa il Brolo. Nel parco sarà allestito un percorso di abilità ciclistica dedicato ai bambini. Cartigliano domenica vedrà ben 300 atlete a sfidarsi in un circuito cittadino e non solo, perché arriveranno fino a Contrassoarda qui a Bassano del Grappa.
Saranno 3 gare, juniores, allieve e esordienti. Si otterrà il titolo di campionato provinciale e di campionato regionale per quanto riguarda le juniores. È un momento importante dove non ci sono soltanto squadre italiane ma anche squadre tedesche, austriache, slovene e addirittura c'è una ciclista anche messicana. L'evento fa da preludio al Giro d'Italia femminile che passerà in Veneto il 9 e 10 luglio. Il movimento è in crescita. Negli ultimi 5 anni c'è stato uno sviluppo straordinario del tutto il ciclismo, tutto il movimento femminile. Ci sono anche molte più appassionate che vanno in bici, quindi quando Germano mi ha chiesto una mano, gli è venuta l'idea di fare questa cosa, soprattutto per le categorie giovanili dove abbiamo più bisogno di investire e di creare nuovi eventi, non ci ho pensato un attimo a dire di sì. Ecco. È un buon momento per un paese come Cartigliano far conoscere Villa Morosini Cappello, far conoscere tutto il territorio. La cronaca ci riporta a un anno fa, Villafranca Padovana, l'omicidio di Michael Boschetto. Il padre della vittima ha trovato un video nel cellulare che fu registrato da Giacomo Friso, l'amico che ora per quell'omicidio è in carcere. A poco più di un anno dal delitto di Michael Boschetto spunta anche un video che potrebbe essere la prova schiacciante contro il suo presunto assassino Giacomo Friso, che si trova in carcere in attesa del processo che dovrebbe iniziare a settembre. Le immagini, o meglio il selfie, è stato scattato con il cellulare di Boschetto dopo il suo omicidio avvenuto nel cortile della sua abitazione in via Gomiero a Villafranca Padovana. Durante l'aggressione il telefono era caduto a terra e Giacomo Friso lo ha preso. Gli inquirenti lo avevano sequestrato dopo il delitto, ma il consulente della procura non era mai riuscito ad aprirlo. Il cellulare era stato così restituito al padre della vittima. L'uomo, che conosceva il PIN, lo ha aperto e ha trovato il video e ha informato gli inquirenti. Nelle immagini Giacomo Friso si è ripreso dopo il delitto mentre pronuncia frasi senza senso. Il 34enne è accusato di aver inferto 4 coltellate mortali al suo amico d'infanzia Michael Boschetto, con cui aveva un rapporto turbolento. Per l'accusa ci sarebbero le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L'indagine è stata chiusa, ma a settembre, quando inizierà il processo, il giudice potrebbe far inserire il video nel fascicolo come nuova prova contro l'imputato. Il delitto era avvenuto il 27 aprile del 2024, intorno alle 6 del mattino. Friso si era presentato a casa di Boschetto, c'era stata una colluttazione, poi era tornato nella sua abitazione, aveva preso un coltello e si era ripresentato in via Gomiero aggredendo a morte l'amico trovato pochi minuti dopo dalla fidanzata rientrata a casa dopo il lavoro. Friso era stato bloccato poco lontano da un poliziotto della questura di Padova fuori servizio che abitava vicino al luogo del delitto. A Campodarsego un 18enne è stato denunciato dai carabinieri per essersi finto poliziotto. Una bravata senza motivo, uno scherzo di cattivo gusto che gli è costato una denuncia. Un 18enne svizzero residente a Campo San Piero è stato denunciato dai carabinieri per essersi finto un poliziotto elvetico e aver mostrato una pistola, risultata poi essere giocattolo, al barista della piscina Il Gabbiano di Campodarsego. Era stato proprio il dipendente del bar all'interno della struttura sportiva a chiamare i carabinieri dopo che il ragazzo gli aveva mostrato un'arma sostenendo di essere un poliziotto svizzero. Il 18enne è stato rintracciato in una via vicina. Nascosta nella cinta dei pantaloni aveva ancora la pistola finta senza il tappo rosso. Il giovane è stato denunciato per usurpazione di titolo e procurato allarme alle autorità. La serata di Rete Veneta ci propone intorno alle 21:15 il film Non ti voltare con Monica Bellucci e Sophie Marceau. È tutto anche per oggi con l'informazione di TG Bassano. Dopo la sigla le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione. Buona serata, buona domenica.